Ho visto che si è innescato l'incendio, ho avvisato mia figlia di chiamare il 115 e mi sono precipitato in azienda a prendere un estintore perché era iniziato da poco l'incendio e sono riuscito a estinguere un po' l'incendio all'inizio. Poi ho sentito uno scoppio e a quel punto mi sono allontanato e subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per estinguere l'incendio che non era da poco. Le fiamme saranno state oltre 30 metri sopra il capannone e il fumo era veramente non indifferente, per fortuna non c'era il vento. Potrebbe essere stato un cortocircuito scaturito da un trattore stradale, la causa dell'incendio divampato in un capannone della RF Trasporti nella zona artigianale di Concordia Sagittaria, che ha tenuto impegnati tutta la notte i vigili del fuoco. Lo stesso trattore che poche ore prima era stato coinvolto nell'incidente lungo la A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto, un tamponamento per cui un dipendente della ditta di logistica era stato ricoverato all'ospedale di Mestre in condizioni non gravi. Dopo l'incidente, i vigili del fuoco avevano provveduto a staccare le batterie del mezzo che successivamente è stato portato nel capannone poi interessato dallo spaventoso incendio. La nube di fumo aveva raggiunto anche la zona della Bassa Pordenonese. L'intervento è stato molto grave, molto difficoltoso nell'operare. C'erano delle attrezzature varie, c'era un immagazzinamento di pellet soprattutto e c'erano anche dei camion all'interno. Comunque adesso l'incendio è completamente spento. Nelle prime fasi dell'intervento i soccorritori avevano cercato 4 persone che si temeva potessero trovarsi all'interno del capannone. 2 sono state individuate subito, mentre le altre sono state rintracciate e identificate in un secondo momento dai carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, ma un vigile del fuoco ha accusato un leggero malore a causa dei fumi e del forte calore, dopo aver lavorato per ore nell'area dell'incendio. Paura tra i residenti della zona che hanno temuto il peggio. Ho sentito un boato perché ero seduto lì sul divano appunto, e ho visto il fuoco che, proprio di brutto così. Il fumo era già alto, le fiamme non le dico cosa c'era, sono messa a gridare, mio figlio era sopra con la piccolina di 7 mesi. Ho fatto venire giù di corsa e lui è corso a prendere l'estintore che abbiamo dentro in officina, ma il fuoco era già che veniva fuori dal portone, era un disastro, ecco. E ne abbiamo presa tanta tutti quanti. I danni stimati sono di circa 1 milione di euro.